era scaduta a 2,40. Eccolo qua, stiamo tanto chiacchierando dei conguagli, sono conguagli sostanzialmente, sì, attenzione, conguagli. Ci sono dei conguagli che sono stati effettuati per un paio di mesi e tutto, quindi non è una bella cosa, dovete controllare queste benedette bollette, troppe complicazioni per seguire tutte le novità, quasi sempre peggiorative per l'utente, e ci si mettono pure le truffe, sembra davvero vivere in un paese virtuale, ma è vero, infatti anch'io stavo riflettendo, caspita, ti arrivano tutti gli avvisi possibili, ma cioè quando arriva la posta c'è sempre qualcosa che non va bene, è sempre una disgrazia, che sia da pagare, che sia le multe, che sono delle tasse periodiche, che sia qualsiasi cosa, è sempre un problema. Mail lo stesso, insomma, i cittadini sono anche veramente angosciati ormai da questa situazione, per cui è vero che ti arriva una busta e tu hai una difficoltà ad aprirla perché ogni volta hai un'angoscia pazzesca. Cioè, bisogna anche agire, cioè, psicologicamente è una vessazione continua, non c'è mai una buona notizia, cioè, incredibile. Io ho piacere che l'ascoltatore stia centrando il problema. Ha detto l'aggettivo virtuale, ha usato l'aggettivo virtuale, perché oggi una comunicazione, no, non è più o migliorativa o peggiorativa. Oggi la comunicazione ti sta dando normalmente una brutta notizia. Oggi. Pensi all'inflazione, pensiamo, ogni giorno ti guardi il telegiornale, cioè la comunicazione doveva servire all'inizio, quando io sono un utente e io con te faccio un contratto, eccetera, le comunicazioni fra me e te dovevano essere un momento in cui ci scambiavamo delle informazioni, ma poi dopo c'era una soluzione a queste informazioni. Invece adesso, quando ti arriva la busta, come hai detto tu, la busta, se è verde è una multa. E là sai già che devi pagare. Cioè non ti arriva un'informazione diciamo preventiva, ti arrivano sempre le informazioni, sempre con qualche novità peggiorativa. Questo sì. Ha detto il consumatore. Sì, adesso ma è vero, non è che mi danno una buona notizia. Una volta nella mia vita mi arriva la busta e dice: ti abbiamo abbassato il prezzo del gas. Ma mai, non te lo comunicherà mai un venditore. Però io sto pensando anche al potere che voi avete come associazione dei consumatori. Io dico questo. Perché c'è stata un'altra cattiva notizia poco tempo fa, nel senso che una compagnia di treni aveva deciso, dico compagnia insomma di treni, aveva deciso di mettere una tariffa aggiuntiva sui bagagli, le dimensioni dei bagagli, c'è tutta una serie di cose sui bagagli, anche in treno, non solo, ma che uno dice faccio lo spostamento più tra virgolette ecologico, pur essendo costoso, perché muoversi in treno adesso è diventato costoso, almeno la libertà di un certo bagaglio. No, che ti fanno anche questo fee in più sui bagagli, avevano proposto questa cosa qui, il che ha fatto sobbalzare tantissimi cittadini su questa questione, e anche voi, di conseguenza, voi associazioni di consumatori siete stati coinvolti in pieno in questa questione, tant'è vero che so che c'è stata un'audizione, un incontro che avete avuto, la questione è stata bloccata lì, congelata. No, è tornata indietro la compagnia, te lo comunico io. Benissimo, perfetto, comunicazione ufficiale, la compagnia è tornata indietro, ma io dico, avete avuto un potere contrattuale importante, cioè un potere di intervento che ha assedato una situazione che poteva veramente dar luogo a una serie di, tra virgolette, degenerazioni a scapito dei cittadini, perché poi alla fine si dice non usate le macchine, ma cosa mi dici di non usare le macchine se l'aereo costa sempre di più, se ci metto 20 ore per fare pochi chilometri, se il treno mi metti anche degli ulteriori balzelli, e voi siete intervenuti, quindi avete avuto un potere di intervento. Perché in questi casi qui non c'è potere di intervento? Risposta telegrafica, perché adesso, no, perché fino a gennaio scorso, all'altro mese, no, nel mercato dell'energia, no, c'era un solo nostro stakeholder, si chiama in inglese, adesso parlo in inglese forbito, stakeholder, cioè uno con cui mi confrontavo. Oggi, da quando siamo entrati nel mercato libero, c'è un ventaglio di compagnie, no, che a parte che facciano lobby, ma che sono i nostri riferimenti,
e quindi noi non ci possiamo più confrontare con ARERA, che prima era l'autorità per l'energia, dove le 20 associazioni dei consumatori andavano anche in audizione parlamentare a dire: ehi ARERA, come sia sta storia? Quando noi in questi 7 anni abbiamo bloccato le associazioni dei consumatori, e me ne vanto, io sono stato uno di quelli, no? Che si è messo vicino al Parlamento a dire: non si passa al mercato libero così dall'oggi al domani, bisogna fare qualcosa di grave. E abbiamo per 7 anni bloccato il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero. Poi a un certo punto quest'anno non siamo riusciti ed è partita. Guarda caso cosa è successo da gennaio di quest'anno, da quando siamo entrati ufficialmente nel mercato libero. Mancata comunicazione, la busta, la lettera con una pagina scritta in Arial 9 dove uno dice: porca miseria, se ho 70, io già che ne ho un totto di anni, tanti ormai, no? Mi devo mettere la lente di ingrandimento per leggere la cosa, oppure lo metto in PDF e poi lo devo ingrandire per poter leggere cosa mi hanno scritto. Allora, questo è stato il motivo. Prima avevamo un riferimento, che era l'autorità dell'energia, ed era stato: mi confronto con adesso te, avete troppi mettiamoci alla pari. Adesso lo Stato dice: ma c'ho 700 compagnie che bisogna che troviamo una soluzione, eccetera. Sarebbe bastato dire, no, da subito: no, dovete fare una raccomandata con ricevuta e ritorno. Io penso che molti consumatori sarebbero stati contenti, no, di ricevere una raccomandata, perché io so che quando ricevo una raccomandata brutte notizie sono. E la leggi, allora la leggevo, e se non la so leggere la porto dall'avvocato Vinco Pallo, da Sergio Taurino, da Mario Giacomo, eccetera eccetera. Sarebbe stato la salvezza per quella persona, e non lo è stata. Allora io avrei potuto pagare i 9 euro della raccomandata, sarei stato più contento. Ma chissà quanti milioni di cittadini oggi, se avrebbero pagato non 9, 18 euro della raccomandata, per poter dire: beh, mi sono salvato i piombi novembre, dicembre, gennaio e febbraio, cioè bollette da quadruplicate, migliaia e migliaia di euro. Adesso stiamo facendo uno studio per capire quanti miliardi ci siamo fumati solo per l'energia, noi consumatori. E ci mancavano solo gli elettrodomestici a 4 ruote, succhi a corrente, con quello che costa la bolletta, con uno smartphone 32 pollici per cruscotto. Bene. Con uno smartofono. Siamo saltati dall'energia, ma c'entra l'energia. Vedete? No? Cioè, ma il fatto è esatto che questa cosa... Eccola, la combinazione tra gli aumenti dell'energia e quello che succede nella vita reale delle persone. Adesso tutto è digitalizzato. Io sono uno di quelli, no, che piace tanto la tecnologia. Ci sono delle marche, quasi tutte le marche adesso, che il condizionatore è intelligente, c'hai l'app sullo smartphone, però se io sono a Roma e sto arrivando a Padova, no, nel treno un'ora prima accendo il mio condizionatore, perché quando arrivo a casa voglio 21 gradi, 23 gradi, 24. Ci siamo resi conto che dopo quello ha un costo energetico, certo, che ce l'ha, perché ce l'ha. Gli elettrodomestici di cui parla, sì, ho capito di quale elettrodomestico parla, che c'ha il display, smartphone, eccetera, per cui capisci che già gli aumenti dell'energia, eccetera, è tutto concatenato. Adesso io spero che tu mi domanderai anche di qualche altro tipo di merceologico di aumenti, così almeno facciamo una somma oggi di tutto quello che ci sta succedendo, perché non è solo l'energia. Oggi ho partecipato Esatto, infatti, tra l'altro, che era l'altro tema, purtroppo, aumenti la commissione prezzi, no? Che c'è stata, perché è stato riscontrato oggettivamente un aumento dei prezzi al consumo. Questo è stato progressivamente. Doveva esserci una rimodulazione, perché ci si aspettava questo, perché tutto sommato quelle emergenze non c'erano più, i costi energetici erano diminuiti, i trasporti anche, il gasolio era diminuito, ma le speculazioni sono queste, sono speculazioni. Cosa sta succedendo? Si chiede il cittadino. Sta succedendo che per quanto riguarda l'inflazione, per esempio nei beni alimentari, adesso
giusto proprio per fare, perché quando facciamo la commissione prezzi si valutano le varie sezioni merceologiche, no? Quindi parliamo di alimentari, trasporti, non so cos'è, la sanità, tutte le varie zone. Allora, una cosa che mi ha colpito oggi proprio particolarmente è stato il fatto che la dottoressa che fa la sua prolusione, prima perché ci racconta, ci mostra tutti quanti i file, ci dice, beh ragazzi, negli alimentari abbiamo avuto una piccola diminuzione. Ma dove? In quali beni? Diteci i beni. Devo dire le carote o le dico i finocchi o le dico qualcosa? Elena, non mi trascinare in questa... sta scherzando, dai. Allora io dico, in alcuni, cioè quindi nei beni alimentari, però poi dopo, no? Se io vado a sentire il telegiornale, che cosa dice? L'inflazione sta diminuendo. Fammi capire su quali beni, perché se io capisco che diminuisce l'inflazione, non so, sui condizionatori o sui telefonini o piuttosto sui beni che sono nei paniere, sulle carote, giusto, certo. No? Posso capire e rendermi conto che se vado al supermercato a fare la spesa avrò un certo carrello molto meno caro o un po' meno caro di quello che è stato fino adesso. Ma stiamo parlando di beni, non stiamo parlando più di servizi. La corrente e il gas sono servizi, questi sono beni. Mi hanno colpito molto due cose, che nei beni alimentari c'è una settorialità quasi, come se fosse predeterminata da una mano oscura, che abbassa di qua, alza di là, abbassa da quale altro tipo di bene, le carni, ovine, bovine, suine, caprine. Sì, però c'è un aspetto che ad esempio adesso non so se entra nel paniere, quindi sto parlando da profana, solo anche da comunicati che ci arrivano, tra l'altro. Adesso si avvicina la Pasqua. La cioccolata, le uova di Pasqua, le uova normali, ovetto di gallina normale, uova fresche quindi, e tutta una serie di beni legati al consumo pasquale hanno avuto un'impennata di prezzi, ma addirittura una percentuale a volte che ci è stata segnalata da Coldiretti a 2 cifre, bravissimo. Allora, se uno mi parla deve parlare contestualizzato, cioè a me non interessa del panettone che non lo trovo neanche più, che si è diminuito. Allora, siamo arrivati ma adesso le persone mangeranno questi beni perché si avvicina il periodo, vorranno fare la torta pasquale, useranno le uova, farsi addirittura il dolcetto in casa. Compri le uova e hanno avuto un aumento, non parlare della cioccolata che è tipica anche del periodo pasquale, le uova di Pasqua per i bambini, le colombe, insomma ragazzi c'è stato un aumento. Secondo me io e te abbiamo abbiamo un collegamento strano, perché io stavo pensando alla cioccolata, è una di quelle cose che ho guardato per primo, poi dopo si vede che io sono un ammiratore dei dolci, va bene, la cioccolata amara fa bene, attenzione. Ho capito, siccome non la posso più mangiare mi hanno detto, allora sono andato a guardare la cioccolata quanto costa. Quanto risparmi? Risparmierò un bel po', te lo dico già. Ecco, ma quello che mi ha colpito di più sono stati i servizi. Trasporti. Cioè, i beni alimentari sono scesi di un pochino, ma risibile la cosa. A fronte di un 9,8% nell'anno, quindi da febbraio scorso a questo febbraio abbiamo avuto un 10% di aumento sui beni alimentari, ragazzi. Cioè che non stiamo adesso a dire la cioccolata 11, o le carote, fermi tutti, un 10%. Parliamo di frutta e verdura, beni inestimabili. La verdura non si può più toccare, la frutta non ti dico, frutta, che sia di mercato diretto o indiretto. Tu mi dici la cioccolata, l'uovo di cioccolata, io invece ti dico la frutta normale. Le mele, le arance quest'anno, ragazzi. Terrificanti. Va bene, ma quello che è i servizi, allora sono anni che in commissione prezzi sto dicendo a tutti i miei colleghi, siamo in 7, c'è Confindustria, allora facciamo così, Sergio Taurino, Presidente, siccome ho visto la pubblicità che incombe e dobbiamo dedicare ai servizi, parliamo di trasporti? Sì, e quello voglio arriviamo al clou. Situazione trasporti, lente di ingrandimento sul territorio padovano. In modo particolare il Presidente ha sottolineato anche questo è un tema a cui siamo stati sollecitati da moltissimi di voi e anche il Presidente lo è, per cui lo affrontiamo. Dovete seguirci, pochissimi secondi, canale 19, tra poco.